è chiaro che ho sempre odiato chi da fuori parlava, quindi sinceramente trovo difficile riuscire a dare un giudizio oggettivo, perché per sapere le difficoltà bisogna stare all'interno e capire cosa c'è che va e cosa c'è che non va. È chiaro che si è passati nel giro di poche settimane, io ero a Cremona a vedere la partita, che in caso di vittoria con la Cremonese il Palermo era praticamente al secondo posto, vicinissimo al secondo posto, adesso si ritrova a 8-10 punti al secondo posto. Purtroppo il campionato di Serie B è questo, è un campionato molto lungo, un campionato complicato, è un campionato dove devi vincere tante partite e il Palermo purtroppo sia nel mese di novembre e in questo mese qua ha anellato diverse sconfitte che gli ha fatto perdere posizioni di stacco dalla zona promozione. Il livello molto probabilmente è questo, perché poi dopo alla fine la classifica non mente, quindi il Palermo in questo momento non riesce naturalmente a esprimere al meglio quello che ha di buono e alla prima difficoltà prende gol. Poi dopo, se noi andiamo ad analizzare anche l'ultima partita, è chiaro che una cosa è vederla da casa, una cosa è vederla allo stadio. Alla mezz'ora era sotto 2-0, però il Venezia ha fatto 2 tiri in porta e ha fatto gol, invece il Palermo magari nella prima mezz'ora meritava sicuramente il gol, soprattutto con l'occasione di Diakité sullo 0-0 che colpo di testa a porta vuota. Quindi sai, a volte gli episodi cambiano le partite, poi dopo riuscire a raddrizzarle non è mai semplice, però io dico sempre che c'è ancora tante partite e il Palermo deve vincerne il più possibile da qua alla fine, poi dopo deve sperare chiaramente che qualcuno crolli, però nella zona playoff la società ha sempre dichiarato che l'obiettivo sono i playoff. Poi ti ripeto, da fuori è facile parlare, poi in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, quindi siamo tutti quanti bravi, però la cosa più importante è che chi è veramente all'interno sa come stanno le cose ed è giusto che la parola poi venga data a loro. Stefano, tu sei stato un leader in campo, secondo te quest'anno al Palermo quanto è mancata la presenza di un giocatore forte a livello mentale? Sai, ti ripeto, io ne conosco alcuni perché ci ho giocato contro, quindi non so, giocare a Palermo non è semplice, ci sono tantissime pressioni che da altre parti non ci sono. È chiaro che qualche leader manca, perché soprattutto nei momenti di difficoltà uno si aspetta sempre che il leader ci metta la faccia, come ho fatto io tante volte, però sai, è anche un po' un boomerang, perché molte volte dopo mi è tornata anche contro questa cosa qua, quindi, però io ero fatto così, sono fatto così, mi sono sempre preso le mie responsabilità. Che ti devo dire? Che sicuramente qualcuno manca, è chiaro che ce ne sono tanti, purtroppo faccio un esempio, un leader c'è che è Lucioni, ma quando lo perdi per 3 mesi diventa complicato, però è chiaro, ti ripeto, solamente chi è all'interno sa realmente quali sono le problematiche. Noi da fuori possiamo dire e inventarci o provare a pensare quali possono essere, però solamente chi è dentro l'organico sa veramente il valore qual è, sa veramente dove può arrivare il Palermo e se ci sono delle problematiche. Conosci bene la piazza. Durante l'ultima partita e anche dopo, soprattutto, c'è stata una forte contestazione contro l'allenatore. Che idea ti sei fatto della strategia di Citigroup di continuare a dare fiducia al tecnico nonostante i risultati negativi e una forte contestazione dell'ambiente? Allora, diciamo che a Palermo forse erano abituati in maniera diversa, perché siamo passati dall'ultimo anno mio a cambiare 11 allenatori, 9, 11 quelli che erano stati, adesso non mandarlo via neanche dopo una serie di sconfitte. Ma ti ripeto, noi ci dobbiamo abituare, parlo in generale, noi italiani, a questi investitori esteri, no? Che non vanno dietro alla tifoseria, che non vanno dietro alla massa. Il loro obiettivo è i playoff, il loro obiettivo è arrivare in Serie A in tot anni e quindi credo, visto che comunque in questo momento di crisi, diciamo così, continuano a confermare l'allenatore, che sono in linea con i programmi. Poi dopo non sta a noi decidere, bisognerebbe chiederlo a loro il perché di questa situazione. È chiaro che il mister è in difficoltà, infatti non vi nego che sono qua ma non lo chiamo, gli avevo detto che sarei venuto la settimana scorsa, ma è giusto che stia tranquillo, è giusto che pensi alla squadra anche se c'è la sosta, è giusto che pensi alle sue cose, ecco. Però ti ripeto, sai cos'è, che noi abbiamo un'idea in Italia che se dopo 3-4 partite di fila non vince o non fa risultato viene mandato via l'allenatore. All'estero invece c'è un'altra cultura, giusto o sbagliata che sia non te lo so dire, però tu parli di stagione negativa o di crisi, però non dimentichiamoci che il Palermo è in piena zona playoff e ha 8 o 10 punti dal secondo posto, quindi
tanto così negativa non la vedo, ecco. Non dimentichiamoci che 4 anni fa il Palermo era nei dilettanti, quindi bisogna anche avere la pazienza di una programmazione, perché non basta prendere giocatori di nome o prendere un allenatore di nome per vincere subito e scrocchiare le dita, altrimenti il Manchester avrebbe vinto sempre tutto, il Real Madrid idem, Barcellona uguale o tante altre, quindi ci va del tempo. È chiaro che tutti quanti vorrebbero essere al primo posto, però io credo che se anche parliamo con i tifosi del Parma magari non sono contenti perché ci sono troppi pochi punti di stacco dalla seconda, quindi t'ho detto prima, in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, però è normale che se ci sono delle difficoltà e se il Palermo ha perso determinate partite sono stati fatti degli errori, no? Dall'inizio alla fine, dai giocatori, dall'allenatore, da tutti quanti, quindi è normale, altrimenti le partite finirebbero 0-0. Però è chiaro che io sono dell'idea che bisogna tirare una riga a fine anno e poi dopo vedere il Palermo cosa ha fatto, cosa non ha fatto, e da lì chi è a capo deciderà chi riconfermare e chi no. Come giudica la gestione di Questo, visto che è stato fondamentale nel cammino dell'Italia Under 21? Che è un buon portiere, a me piace molto, che però il ruolo del portiere è un ruolo delicato, è un ruolo dove bisogna avere delle gerarchie, forse è l'unico ruolo dove bisogna avere delle gerarchie. Pigliacelli l'anno scorso ha fatto bene, quest'anno sta facendo bene, quindi il portiere titolare, ed è giusto che continui lui. Poi dopo se c'è un cambio alzo le mani e qua non lo so, ecco, però il futuro di questo ragazzo dovrebbe essere molto importante, ne parlano bene, però è chiaro che a Palermo ne ho visti tanti di portieri, soprattutto di portieri bruciati, e quindi deve andarci piano, ecco. È chiaro che avrà la sua opportunità, però è chiaro che bisogna capire tante cose, ecco. Ti ripeto, sai, parlare da fuori è sempre molto, molto facile e molto semplice, poi dopo, ora tra i social e tutto quanto, è facile fare una dichiarazione, prendersi la simpatia della gente o X click a tuo favore, capito? Però bisogna essere lucidi e obiettivi. Ti ripeto, il ragazzo a me piace molto, ha un futuro importante, però se la società ha deciso di puntare su Pigliacelli, molto probabilmente gli dà delle garanzie importanti. Poi, ti ripeto, da qua alla fine non si può mai dire quello che succederà, però è chiaro che secondo me l'errore che non bisogna fare adesso è andare un po' a fare la caccia all'uomo, no? Quindi trovare dei colpevoli per colpevolizzarli, quindi in questo caso secondo me Pigliacelli sta facendo bene quest'anno, ha degli alti e bassi ma come ce l'hanno tutti, e quindi il futuro sarà molto probabilmente del giovane, però ecco, non sta a me dirlo, io sono venuto qua per altre cose, non sono né il dirigente né un allenatore né un tesserato del Palermo, quindi ti ripeto, io vedo da fuori, abito a 1200 km di distanza, quindi vedo e leggo quello che scrivete, che postate, poi per il resto di più non posso dire.